Oggi è un addio di un'esperienza meravigliosa, bellissima, 18 anni di amministrazione qui in provincia. Da assessore a vicepresidente fino agli 11 anni e 5 mesi trascorsi in vetta come presidente. Oggi l'addio al Sant'Artemio di Leonardo Muraro, domenica le votazioni per il suo successore, ma è polemica. Cioè i partiti votano. Io sono stato l'ultimo presidente a livello italiano, attualmente sono ancora l'ultimo presidente eletto dal popolo ed è eletto dalla democrazia dei cittadini. Da domenica anche in provincia di Treviso la politica eleggerà il presidente della provincia. È stato leso ancora una volta il diritto ai cittadini di poter esercitare la democrazia. E alla polemica si unisce anche la richiesta di non trasformare la provincia in un ente appaltatore. Auguro a chi vinca di avere la capacità di poter riportare l'ente provincia a quei valori. Io do solo un parametro, da 120 milioni di entrate ne abbiamo 62, il resto è andato direttamente tutto a Roma, non erano soldi che arrivavano da Roma, erano soldi trevigiani che sono stati presi e portati a Roma, per cui riduzione del 50% della capacità economica di intervento per fare scuole, strade, sicurezza, ambiente e quant'altro. Muraro che si dice pronto anche a tornare in campo come consulente esterno, sempre su richiesta del suo imminente successore. Sicuramente io sono a disposizione perché credo che parlando con responsabilità, le mie conoscenze, le mie esperienze, la mia storia sicuramente la metto a disposizione. Quindi il bilancio sulle cose fatte con la medaglia da mostrare su tutte. Il Sant'Artemio, questo luogo che abbiamo creato. Io credo che questa è una dimensione, è un luogo a dimensione europea. E la delusione dell'incompiuto. La più grande amarezza è il casello di Santa Lucia di Piave. Per il commiato, prima i saluti con la stampa con tanto di foto insieme ai suoi fedelissimi in giunta, compreso il capo di gabinetto Franca Tonello, sebbene un po' defilata. Poi tutti in auditorium per i ringraziamenti finali ai dipendenti, 230 quelli rimasti degli oltre 500 iniziali, per loro sulla testa la spada di Damocle del referendum con l'incognita del futuro. Non so cos'altro dirvi, se no grazie veramente, ma veramente di cuore.